salva una scolaresca di bimbi dell'asilo dall'attacco di 2 pitbull inferociti, ma viene aggredito ed azzannato dai cani. È successo ad Azer Grande. Maltempo, giornata di tregua, ma si attendono i prossimi bollettini per capire l'eventuale nuova allerta meteo. Previste piogge anche nel prossimo fine settimana. La Venezia ferita dai danni di oltre 1 miliardo per l'acqua alta. Il sindaco Brugnaro spiega il meccanismo per ottenere i ristori. Intanto il FAI avverte: con questo sviluppo Venezia condannata a morire. Intanto si lavora incessantemente nel bellunese per consolidare i versanti sui numerosi fronti franosi innescati dall'ultima ondata di maltempo. Il numero 1 della mafia, Matteo Messina Denaro, nascosto per qualche giorno nella Marca a Salgareda nel 2014, rivelazione shock di un pentito, comunità incredula. Paura ieri sera nel quartiere padovano della Mandria, a fuoco un'auto rimessa vicino all'imbocco della tangenziale, gravemente ferito un 47enne. Dopo l'acqua grande, migliaia di veneziani oggi festeggiano la Madonna della Salute, messa solenne del Patriarca e tradizionale pellegrinaggio sul Ponte Votivo. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Vigile eroe salva una scolaresca di bimbi dell'asilo dall'attacco di 2 pitbull inferociti, ma il vigile viene azzannato dai cani. È accaduto nella Bassa Padovana ad Azer Grande. Sentiamo. Stavano rientrando a scuola a Vallonga di Azer Grande mercoledì mattina, 27 alunni, 2 insegnanti e un collaboratore, quando all'improvviso sul loro cammino incrociano 2 pitbull senza guinzaglio e museruola e che corrono verso la comitiva. Sul posto però c'è un vigile della locale polizia municipale, il vicecomandante Fabio Pezzato di 46 anni, che riesce molto velocemente a far entrare il gruppo in una falegnameria vicina. Messi al sicuro i bimbi, il vicecomandante ha poi cercato di fermare i 2 animali che erano scappati da un'abitazione nelle vicinanze, ma viene azzannato ad una gamba. Fortunatamente arrivano però i rinforzi e la Calapiacani che riescono a bloccare i 2 molossi. Ora la proprietaria degli animali rischia una denuncia per lesioni e omessa custodia. Maltempo, oggi giornata di tregua, ma si attendono i prossimi bollettini in Veneto per capire l'eventuale nuova allerta. Previste piogge infatti anche per il prossimo fine settimana. Intanto proprio pochi minuti fa è cominciata al Senato la discussione sulle mozioni che riguardano le iniziative a favore di Venezia dopo le maree eccezionali dei giorni scorsi. Intanto il commissario per l'emergenza acqua alta, sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, anticipa come si procederà con i ristori per i quali sarà necessario allegare gli scontrini fiscali dei nuovi acquisti. Sentiamo. Quando arrivano i soldi da Roma, entreranno in Banca d'Italia, nel conto della Banca d'Italia, noi per erogare i singoli, sui singoli conti, abbiamo bisogno che queste persone ci portino gli scontrini delle cose, perché quello è la legge che lo prevede. È la notizia del giorno, niente scontrini, niente ristori, così per tutti i veneziani sommersi dall'acqua alta del 12 novembre scorso. Il principio vale naturalmente per i nuovi acquisti che andranno a sostituire i vecchi rimasti allagati o danneggiati. Le ricevute di pagamento dovranno essere presentate sia dai privati che dalle aziende. Quando viene approvato il costo e viene finanziato, ti viene dato il corrispettivo sulla base appunto dello scontrino che porti del riacquisto del bene. Diversa la procedura di richiesta, che potrà essere inoltrata via internet o cartacea tramite i CAF per i privati, con quest'ultimi che per gli indennizzi fino ai 5.000 euro dovranno compilare un apposito modulo. Conviene andare in lettera C e avere tutto il danno che hai ricevuto perché è semplificato, piuttosto di fare chissà che conti, ecco perché serve un'assistenza specifica. Per quanto riguarda le imprese e i risarcimenti fino a 20.000 euro, in fase di accordo la convenzione per l'assistenza gratuita per la compilazione dei moduli. Ma io penso che la prossima settimana, a metà settimana, secondo me sono già pronti per mandare avanti le norme, mandare avanti le domande. 30 giorni il governo, perché c'è scritto nell'incarico di commissario, rispetteremo quei tempi, entro quei tempi là. E io penso che 2 mesi dovrebbero avere i soldi contanti.
L'acqua alta eccezionale di Venezia nelle prossime ore, in tarda mattinata, verrà discussa nell'Aula del Senato con apposita mozione e quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. E intanto gli albergatori veneziani, che fanno capo alla medesima associazione, chiederanno a tutti i loro ospiti un contributo di €1 per la città, donazione che verrà versata sul conto aperto dal Comune. A Venezia bisogna pensare intanto ad un nuovo modello di sviluppo, quello degli ultimi decenni, così come dimostrano le acque alte, sta uccidendo la città. Il durissimo giudizio del FAI sugli avvenimenti della settimana scorsa. Venezia è un contesto, non è una cosa isolabile, perché è nata nelle acque speciali della laguna che non sono mare, mentre ora la laguna sta praticamente diventando un braccio di mare e questa è la morte garantita di Venezia. Una tragedia di morte galoppante incombe su Venezia. Indro Montanelli lo aveva già denunciato in un documentario televisivo del lontano 1969. Lo ricorda oggi il presidente onorario del FAI, Giulia Maria Crespi. I vertici nazionali del Fondo Ambiente Italiano sono qui, a Venezia, in occasione dell'apertura al pubblico di Casa Bortoli, recentemente donata alla Fondazione, e il giudizio sulla catastrofica settimana di acqua alta è molto severo e chiama in causa la classe politica degli ultimi decenni. La laguna, che una volta era in grado, come dire, di assorbire, di mitigare questi eventi che erano rari, ora non è più in grado di farlo e abbiamo potuto dimostrare da quando hanno cominciato a scavare i grandi canali. Ne vogliamo scavare degli altri? Per salvaguardare la delicatezza di Venezia, sostiene il FAI, occorre uno sviluppo speciale rispetto alle altre città e il bellissimo appartamento donato alla Fondazione da Sergio e Carla Bertoli nel 2017 sarà, oltre che visitabile su prenotazione, anche centro di confronto e approfondimento sul futuro di Venezia. Dalle finestre si ammira la Chiesa della Salute, che ancora non esisteva quando nel 1500 fu costruito questo palazzo. Da questa quadrifora si è visto il mondo e si è visto nel 1680 circa sorgere questo meraviglioso monumento che Venezia eresse in ringraziamento della fine della tragedia della peste. Oggi guardiamo questo monumento in un momento di un'altra tragedia, una tragedia che però può andare avanti e può anche peggiorare. Ed intanto in montagna si continua a lavorare incessantemente per consolidare i diversi fronti franosi che si sono aperti sui pendii dopo le forti piogge. Vediamo. Si lavora a ritmo sostenuto approfittando dei brevi sprazzi di sereno che di tanto in tanto si fanno spazio nel cielo plumbeo che avvolge da giorni tutta la provincia di Belluno. A Schiucazzi il lavoro delle macchine operatrici si è spostato a Monte del Versante in frana. È da lì sopra, come gli abitanti del borgo richiedevano, che si deve scaricare il peso della frana che minaccia la frazione. Ieri si è sbriciolato l'enorme sperone oramai spaccato in tre che avevamo mostrato nella diretta di domenica, quando a occhio nudo i movimenti della frana si sono palesati davanti all'obiettivo della nostra telecamera. Ha dovuto lasciare la sua casa assieme alla mamma anziana, la signora che avevamo incontrato la scorsa settimana. Si parla di eventuale evacuazione? Eventualmente di andare via ancora, io ho anche la mamma anziana. Scendendo da Schiucazza a Soverzene è definitivamente ceduta sotto la spinta dell'acqua del Piave la ciclabile che era stata risistemata dopo i danni causati da Vaia e ora ci si interroga se abbia senso ripristinarla o se affrontare un intervento radicale con la realizzazione in quell'ansa del fiume di un vero e proprio argine di difesa. A Donta, risalendo verso la 251 della Val Zoldana, i lavori per liberare la strada della frana procedono a ritmo serrato. Le ruspe raccolgono i detriti smossi da un ragno che opera in bilico sul pendio. A quei lavoratori altamente specializzati va il plauso dei cittadini che li osservano con il fiato in gola. Sanno quello che fanno, ci dicono, auspicando che nessuno si sogni di intralciare quella professionalità. Torniamo ora a parlare delle infiltrazioni mafiose anche nel nostro territorio. Il numero uno della mafia, Matteo Messina Denaro, si sarebbe nascosto per qualche giorno a Campo di Pietra, località di Salgareda. La comunità è sotto shock. Vediamo. Sinceramente sono rimasta stupefatta perché mai avrei pensato.
Certo, non sono al corrente di tutto quello che succede, sono rimasta veramente sbigottita, altro non so che dire. Ornella Molon è uno degli imprenditori simbolo di Salgareda, mai avrebbe immaginato di trovare il nome di Campo di Pietra nelle cronache di mafia, ma tutta la località è sotto shock per una notizia che ha presto fatto il giro d'Italia. Matteo Messina Denaro, il ricercato numero 1 di Cosa Nostra, l'erede di Totò Riina, si sarebbe nascosto per qualche giorno in una cantina da queste parti, in una casa isolata di colore giallo, pare nel 2014. La clamorosa rivelazione è stata fatta da un collaboratore di giustizia, il siciliano Emanuele Merenda, membro dell'organizzazione criminale smantellata dall'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese a Eraclea, che ha portato in cella anche l'ex sindaco. Secondo il pentito di mafia, il boss dei boss si sarebbe rifugiato a Campo di Pietra, ospite di Vincenzo Centineo, pure lui siciliano, è finito agli arresti sempre nell'ambito dell'inchiesta sulla mafia del litorale. La testimonianza è ritenuta attendibile dalla Procura di Venezia e traccia un quadro davvero inquietante. Salgareda, che arriva da Eraclea anche, no? Questa è la realtà, purtroppo. Non pensavamo arrivare a tanto. Non si pensa mai su un paesetto così di trovare, di sentire queste notizie per il giornale. Guardando l'esempio di Eraclea sicuramente qualcosa c'è. È una notizia che lascia un po' esterrefatti, perché comunque nel territorio non pensavamo che anche qui si sentono questo tipo di notizie, insomma. Però siamo aperti a tutto ormai, c'è di tutto di conseguenza. Ancora cronaca, incendio ieri sera a Padova, fuoco, un'auto rimessa, paura nel quartiere Mandria. Paura in città per un vasto incendio che si è sviluppato poco prima delle 17 di mercoledì in via Armistizio all'uscita della tangenziale. Il fumo era visibile a chilometri di distanza. Coinvolto il capanno di un'abitazione con all'interno delle auto e delle bombole a gas. A lanciare l'allarme, intuendo subito la gravità del rogo, l'ambulanza del SUEM che passava in zona, che ha prestato i primi soccorsi. Al lavoro per ore i vigili del fuoco di Padova, Abano Terme ed Este con 5 automezzi. 2 le persone ferite, un 47enne ustionato in modo grave, intubato per sicurezza sul posto con ustioni su mani e corpo e una vicina di casa non in pericolo di vita. Diverse le telefonate ai numeri di soccorso giunte per la nuvola nera ben visibile. Non è ancora stato chiarito cosa abbia innescato il rogo. Torniamo ora a parlare di furti. C'è stato un comitato per l'ordine e la sicurezza ieri mattina in prefettura a Treviso e dopo i carabinieri anche la polizia ha messo in campo rinforzi contro i colpi in villette e appartamenti. Non ci basta che il fenomeno venga contenuto, vorremmo anche cercare di ridurlo ai minimi termini. Furti, in attesa di allargare il tavolo ai sindaci, il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà ha riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza. Dopo i carabinieri che hanno avuto nei giorni scorsi il rinforzo degli uomini del battaglione di Mestre, è ora la Polizia di Stato a schierare 3 pattuglie extra dedicate alla prevenzione dei colpi in villette e appartamenti. Ci risultava che in determinati comuni c'era un fenomeno, un aumento di questo fenomeno non rispetto all'anno precedente, ma rispetto ai mesi precedenti, e quindi è già dalla settimana scorsa che abbiamo ottenuto questi rinforzi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ammontano a circa una decina di unità al giorno che si aggiungono al servizio di volante e che fanno solamente questo tipo di attività. L'Interland di Treviso, la zona a confine tra il Coneglianese e la provincia di Pordenone, ma anche area inedita per la polizia, il Monte Bellunese. Queste le destinazioni dei rinforzi che saranno operativi almeno fino a fine anno. Con la precisazione che appunto dal monitoraggio non sono emersi dei significativi scostamenti rispetto alla situazione degli anni precedenti, però questo non ci induce a abbassare la guardia su questo fenomeno. Sull'ipotesi di impiego dell'esercito, Montaruli sottolinea come i militari diano già il proprio contributo nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, così come sollecita i cittadini a segnalare al 113 situazioni sospette come quella annotata sabato in via Gruppo Conegliano a pochi passi dalla Feltrina a Treviso. Il tempestivo intervento delle volanti ha consentito di mettere in fuga i ladri scappati a mani vuote.
E continuiamo a parlare di sicurezza perché a Vicenza la polizia locale chiede di potersi dotare di bastoni anti-aggressione. Vediamo. PRG 589, questo diciamo il nome tecnico, ma dietro la sigla, che ai profani non dice nulla, di fatto si intende il bastone estensibile antiaggressione in dotazione già ad alcune polizie locali quali Udine e Modena. L'oggetto piace anche alla polizia locale di Vicenza e l'amministrazione ha fatto richiesta di potersene dotare. Non è considerata arma e quindi siamo andati a sollecitare, visto che è legge regionale, l'uso di questo bastone PRG 580 per dare più sicurezza ai nostri agenti in situazioni molto spesso difficili, come è già accaduto. Dalle multe alle pattuglie antidegrado, gli agenti della polizia locale di Vicenza in prima linea per combattere quella fastidiosa microcriminalità fatta di degrado e spaccio che fa sentire insicuri i vicentini. Attività che però espone gli agenti a nuovi rischi e aggressioni. Quest'estate un agente è stato morso ad un dito. Controlli sempre più frequenti che nelle zone calde della città hanno reso i frequentatori malintenzionati sempre più aggressivi. In queste situazioni difficili, infatti, questo bastone può tenere a debita distanza la persona che può recare danno ai nostri agenti. Già dotati di spray urticante, l'amministrazione, in attesa che vi sia il via libero per sperimentare in città il taser, punta sul bastone antiaggressione. Intanto si lavora anche alla nuova postazione fissa in Campomarzo. 100.000 euro sono già stati stanziati per riadattare l'ex biglietteria SVT davanti alla stazione, con tanto di videocamere e adeguata illuminazione. Abbiamo fatto un sopralluogo in settimana per valutare lo stato dello stabile e saranno dei lavori di primaria importanza come l'impianto elettrico, l'impianto di caldaia e riscaldamento, ovviamente una recinzione perché per tutelare la sicurezza dello stabile dei nostri agenti e delle vetture. Contiamo in questo periodo di essere l'anno prossimo già operativi all'interno dell'ex biglietteria con il distaccamento del presidio fisso. Ed ancora cronaca perché 3 persone, una mamma e le sue 2 figlie, sono rimaste intossicate questa mattina dal monossido di carbonio. È accaduto a Cassola in un'abitazione in via Palladio. Le 3 donne sono state ricoverate all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. La più grande delle figlie, che ha 18 anni, è ricoverata in rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi. Guidava da 50 anni senza patente, nei guai è finita un'anziana. Rimasta coinvolta con altre 2 auto in un tamponamento a catena, è risultata guidare da mezzo secolo senza patente. È accaduto a Longhere di Vittorio Veneto, protagonista un'anziana di 77 anni di Pravis Domini in provincia di Pordenone. La pensionata non aveva mai conseguito il documento di guida e per 50 anni l'aveva evidentemente fatta franca, guidando imperterrita la macchina. Lunedì mattina però l'imprevisto. Al volante della sua Suzuki l'anziana è rimasta coinvolta in un tamponamento con altre 2 vetture. Quando la polizia locale di Vittorio Veneto le ha chiesto la patente, ha spiegato di averla persa diversi anni fa. Ma non ci è voluto molto ai vigili urbani per scoprire la verità. Dagli archivi informativi non risulterebbe alcuna patente intestata alla 77enne. Non più un reato penale, solo un illecito amministrativo, ma alla pensionata è stata rifilata una sfilza di sanzioni per un ammontare complessivo di 5.110 euro, con contestuale fermo del veicolo. Lei resta decisa a chiarire: non è vero che non ho la patente, ha detto, andrò a Udine a dimostrarlo. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Servizi. Ed eccoci nuovamente in studio con la prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca. Operazione antidroga dei carabinieri di Conegliano, 3 arresti. Ci aggiorna al telefono Nicola Marcato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Mi trovo nel comando della compagnia dei carabinieri di Conegliano per un'importante operazione antidroga. Il blitz dei carabinieri ha permesso di stroncare un rilevante traffico e spaccio di droga con l'arresto di 3 persone di origine nigeriana e la segnalazione di 130 consumatori. L'operazione dell'arma è scattata nella notte nel comune di Trevignano e Belluno. I 3 sono stati ammanettati grazie all'ordine di custodia emesso dalla Procura di Treviso. Tra loro vi erano 2 irregolari.
Lo spaccio della droga, secondo quanto emerso dalle indagini iniziate a fine 2018, aveva permesso ai tre di avere centinaia di clienti, provenienti anche dalle province limitrofe a quella di Treviso, addirittura dal Friuli Venezia Giulia. Nelle perquisizioni delle abitazioni è stata sequestrata droga e denaro contante. Gli aggiornamenti li potrete avere questa sera nel servizio del telegiornale. Per ora è tutto. Da Conegliano, Nicola Marcato per Antenna 3. A voi la linea. Grazie Nicola Marcato, proseguiamo parlando di Padova perché il sindaco Sergio Giordani è stato ospite ieri sera a 20:10. Tra i tanti argomenti affrontati sentiamo un estratto della trasmissione nella quale il sindaco parla del fatto che Padova potrebbe essere la prima città sburocratizzata d'Italia e poi sulla possibilità che il suo vice Arturo Lorenzoni possa candidarsi a sfidare Zaia alle prossime regionali. Perché la burocrazia, l'ha detto anche Antonio De Caro ieri, ci sta uccidendo sotto l'aspetto, fa perdere un sacco di tempo, crea problemi. Ieri ha avuto, proprio De Caro è stato bravissimo, ha avuto due standing ovation, tutti i sindaci che applaudivano, non ne possiamo più la burocrazia, ci mettiamo mesi a fare le cose. Per assumere un funzionario 8-9 mesi, non è possibile, ci stiamo facendo male da soli. Al di là di questo episodio, per cui spazzare via tutta questa burocrazia sarebbe una grossa cosa positiva. Nei passaggi, no? Magari, non è bisogna fare dei grossi passaggi interni sotto l'aspetto informatico, pensare al cittadino, pensare che anche abbiamo una città vecchia, che sta invecchiando, bisogna fare cose con attenzione. Però secondo me è un argomento affascinante. Ho già creato un gruppo di lavoro interno, al di là dei colori politici, con il responsabile dell'informatica. Io sono affascinato da questa idea, ci proviamo. Qualche settimana fa abbiamo ospitato a Ring il suo vice sindaco Arturo Lorenzoni. Insomma, voci ricorrenti già quella sera lo darebbero come il possibile... È una brava persona. Candidato centrosinistra a tutte le civiche, se il PD dovesse mai scegliere di non andare col simbolo oppure con un candidato civico, insomma, cosa ne pensa? Faccio fatica io a capire logiche politiche, perché con la testa sono rimasto imprenditore, per cui la mia logica è lavorare in continuazione per risolvere i problemi. Però Arturo Lorenzoni, con cui ho un ottimo rapporto, può essere un buon candidato, obiettivamente, può essere un buon candidato contro Zaia. È una lotta impari, ammetto, è molto difficile. Però trovare un collegamento tra civiche, PD, coalizione civica, orizzonti, può essere un esperimento molto interessante, però dico, lui è bravo, una brava persona sotto l'aspetto onestà, voglia di fare, voglia di lavorare, concreto, per cui vediamo cosa succede. Torniamo ora a Venezia. Dopo l'Acqua Granda, migliaia di veneziani oggi festeggiano la Madonna della Salute, messa solenne del patriarca e tradizionale pellegrinaggio sul Ponte Votivo. In diretta telefonica da Venezia, Lorenzo Maier, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Qui a Venezia è una giornata di festa della Madonna della Salute, la città è compatta. Stanno arrivando migliaia di persone per compiere il voto tradizionale che risale al 1500, quando la Madonna liberò Venezia dalla peste. Non poteva che essere l'Acqua Granda ancora nei ricordi di tantissimi veneziani, nelle parole del patriarca Francesco Moraglia, che ha voluto ringraziare il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il prefetto Vittorio Zappalotto, insieme a tutte le autorità che in questi giorni così difficili si sono prodigati per la città. Monsignor Moraglia nell'omelia ha voluto rivolgere un accorato ringraziamento ai giovani che si sono mobilitati per aiutare chi aveva bisogno e ha invitato le istituzioni a prendere delle decisioni. Davvero un'omelia carica di significato. In questo momento ci troviamo davanti alla Basilica, dove migliaia di persone stanno arrivando, sarà così ininterrottamente fino a questa sera alle 23 ed anche nei prossimi giorni. Da Venezia per il momento, se non avete domande è tutto, la linea allo studio.
Sì, grazie Lorenzo. Naturalmente appunto questa sera torneremo a parlare, a vedere le immagini delle celebrazioni della Madonna della Salute, una delle ricorrenze religiose più sentite dai veneziani. Uno sguardo ora alla nostra programmazione, tra pochissimo vi lascio a ore 13, quest'oggi si parlerà di basket raccontato e basket giocato. In studio Stefano Pillastrini, coach di basket Matteo Imbrò, capitano di Treviso Basket, Raffaele Ferraro, ideatore della giornata tipo, e Andrea Gracis di SD Treviso Basket. Poi vi ricordo l'appuntamento con 20:10, il nostro quotidiano approfondimento, subito dopo i telegiornali. Questa sera si parlerà di economia, di banche, di fusione delle banche di credito cooperativo con Antonio Zamberlan, presidente della Banca di Monastiere del Sile, e di Walter Lorenzon, presidente della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo. Buon pomeriggio. Bentrovati al meteo. Il nostro territorio è nel mirino di nuove perturbazioni, seppur alternate a spazi più soleggiati. Vediamo dunque la situazione di giovedì 21 novembre. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso, con qualche precipitazione a carattere sparso, generalmente non di forte intensità. Non si esclude in giornata anche qualche pausa più asciutta e maggiormente all'insegna del sole. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, massime tra 11 e 13 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci piuttosto frequenti, vedete, un po' su tutte le province. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 13 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche pioggia a carattere sparso, sarà più soleggiato invece sui settori alpini di confine. Temperature minime in calo intorno a -2 gradi, massime sui 9 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.